Al via a Montevago le celebrazioni in ricordo del terremoto che nella notte tra il 14 e il 15 gennaio di 55 anni fa devastò la valle del Belice. Una ventina i centri che vennero coinvolti tra le province di Agrigento, Trapani e Palermo, i comuni di Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Menfi, Santa Ninfa, Santa Margherita del Belice furono stravolti e si registrarono pure 300 morti, 500 feriti e decine di migliaia di sfollati. Un primo momento di commemorazione si è svolto nei locali della biblioteca comunale di Montevago, dove è stato presentato il libro Xirotto, la memoria scomparsa e nascita di un paese di Giacomo Giuffrida Samonà. A seguire una fiaccolata nella nuova chiesa madre sino alla cattedrale del vecchio centro abitato, dove è stata deposta una corona di alloro per ricordare le vittime del sisma. Poi nella chiesa madre il giorno dopo Santissimi Pietro e Paolo celebrata una messa, quindi seguirà un concerto della Croce Rossa. Ricorda a un cittadino questa data e spiegala ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Narra loro cosa è successo. Né ti scordare di questi morti, né ti scordare di raccontare cos'è stato. Il terremoto, le rovine, la tragedia, il freddo, la fame, la sofferenza e il pianto dei familiari dei morti. E c'è una lunga, lunghissima lista che credo sia la tragedia più grande che ha vissuto Montevago come storia recente e dovremmo non dimenticarla mai. Grazie. Una perenne e continua ferita, perché questa ferita la viviamo tutti. Ci sono stati nel caso dei Montevago 100 e passa morti, quindi un numero ingente se consideriamo che parliamo di una popolazione di poco più allora di 3.000 abitanti. E per noi è un momento che rendiamo vivo con la fiaccolata scendendo nel centro storico che è stata la vecchia Montevago. Lì ci sarà anche lì un momento emozionante perché abbiamo pensato di rievocare quello che è accaduto la notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1960. Gli affetti appartenuti gelosamente svelano o lasciano trasparire ciò che era un uomo da vivo e nascondono i morti. Rappresenta un momento di sofferenza per tante famiglie, perché a Montevago sono state tantissime vittime, però sono riusciti a reagire e a continuare, a rialzarsi, e la nostra presenza questa sera testimonia proprio questo: la vita continua. It goes like this, the for defeat, the manifold and the measure it, the Bethlehem King, composing hallelujah, hallelujah. È stato un momento molto bello, devo dire, ho colto negli occhi dei miei concittadini questa grande commozione nell'apprendere come è nata Montevago, partendo dal 330 a.C. fino all'800, quando questa famiglia, prima degli Scirotta e del libro che si presentava oggi e poi quella dei Gravina, danno lustro ad un agglomerato di case che nasce per parlare poi successivamente della nascita di Montevago. È stato un momento bello, io mi auguro che questo testo, che ovviamente è un patrimonio soprattutto della mia comunità, possa essere apprezzato anche a scuola e utilizzato per fare conoscere ai nostri ragazzi da dove veniamo. Come diceva il Dalai Lama, e io l'ho detto nella prefazione del libro, se ami una persona devi dare ali per volare, devi dare radici per tornare, gli devi dare motivi per poter restare. Ecco, questi tre elementi, se messi insieme, fanno l'identità di un popolo e l'identità di una comunità. Il titolo è Scirotta, una memoria scomparsa, proprio perché la storia della famiglia, diciamo, era del tutto sconosciuta, infatti è un inedito, come è un inedito il ritrovamento che ho fatto, che è pure nel libro, della cappella degli Scirotta a Santa Scita a Palermo. La storia di questa famiglia coincide con la nascita di Montevago e quindi sono loro che hanno dato il là al paese. Per me è un onore e un piacere, perché significa potersi riappropriare
di quelle che erano le nostre radici originarie. Quindi il fatto che il sindaco abbia voluto inaugurare col mio libro l'anniversario è una cosa che onestamente mi inorgoglisce.